Ciao a tutti, la parola di oggi è complessità. Oggi continueremo il nostro viaggio ed esploreremo una nuova parola. Ad esempio, a me complessità viene in mente qualcosa tipo una ragnatela, molto articolata, molto complicata. A te? A me invece la parola complessità fa venire in mente la matematica, le verifiche di matematica quando eravamo al liceo. Beh, direi che è arrivato il momento di andare a vedere cosa ci dice l'etimologia di questa parola. Complessità da complesso, che è in realtà il participio passato di un verbo, complector, che deriva dal greco il significato di intrecciare insieme. Una cosa complessa è una cosa che ha al suo interno un intreccio. Quindi la complessità come intreccio, cioè come insieme di parti diverse che non soltanto sono collegate, ma sono anche dipendenti una dall'altra. Pensate al famoso apologo di Melenio Agrippa, no? Lui parlava dell'ordinamento sociale romano e per dire che lo stomaco non può essere considerato un organo autonomo rispetto ad altre membra, diceva, così è per Senato e popolo, bisogna considerarle come fossero un unico corpo, con la discordia periscono, con la concordia rimangono in salute. Ecco l'intreccio reciprocamente conveniente. E San Paolo riprende questo paragone un po' di secoli dopo per parlare dei doni dello Spirito, che sono indicati come modi diversi ma ugualmente degni di servire la Chiesa, che è il corpo di Cristo, di cui Cristo è la testa. Dunque, l'intreccio delle nostre vite con gli altri non deve essere pensato come un vincolo costrittivo che ci toglie respiro, che ci toglie libertà. La complessità significa una continua opportunità di scambio. Certo significherà scambiare anche difetti, ma anche l'opportunità di scambiarci dei doni, qualche cosa che io non ho e che arricchisce la mia vita e viceversa. Ora, io credo che dietro il sospetto che la complessità sia qualcosa di negativo, si celi una confusione tra complessità e complicazione. La complicazione è qualcosa di negativo, ma la complessità non è necessariamente complicazione. E la nostra vita, anche quando desideriamo semplificarla, che credo che sia un buon desiderio, non significa che vogliamo che non sia complessa, perché la sua complessità è una ricchezza. Questo non so se è una visione ottimistica, se è figlia di una categoria filosofica. Secondo me è un fatto. Nella vita di tutti i giorni possiamo verificarlo, che l'intreccio è una convenienza reciproca.
Beh, mi dicevi delle verifiche di matematica, quindi comunque la complessità maggiore della tua vita la ricordi legata alla scuola? Sì, soprattutto a matematica. Beh, effettivamente comunque pensando alla scuola mi viene in mente quella che è una tappa molto complicata e anche da cui tutti devono passare, ossia quella dell'esame di maturità. Esatto, il fatidico esame di maturità vissuto dai giovani come un vero e proprio momento, un momento difficile, un momento complesso, non soltanto per l'esame in sé, ma anche per tutto l'anno scolastico. Poi come ogni cosa complicata, quando poi passa, Poi sembra molto più semplice. dai, andiamo a ascoltare. In cosa consiste la complessità dell'esame di maturità? Diciamo che l'esame di maturità è prima di tutto una prova, ma come tutte le sfide della vita, diciamo, è uno scalino da superare molto breve, in cui la complessità sta nell'approfondire tutte le materie e tutti gli argomenti svolti durante il quinto anno scolastico. Nel rapporto con i tuoi compagni durante l'anno come è andato? Ecco, sono stati momenti di tensione, momenti difficili o appunto complessi? Sì, diciamo che un po' di tensione c'è stata perché diciamo le materie erano molto complesse, cioè il programma della quinta è un programma abbastanza complesso in cui bisogna dedicarsi molto allo studio, ma soprattutto all'approfondire proprio le tematiche più importanti, quindi dedicarsi proprio ai temi centrali delle varie materie senza andare fuori da essi. Come si superano le complessità? Le complessità si superano con una determinazione, con una forte determinazione, ma soprattutto con una voglia enorme di studiare, perché lo studio è fondamentale per arrivare a un futuro nella cultura e ma soprattutto al dedicarsi alla vita di un italiano doc. Ecco. La complessità nell'esame di maturità e sul come affrontarlo è proprio quello di saper gestire quelli che sono i tempi di studio. Se tu sai gestire i tempi di studio e mettere insieme tutto quello che hai appreso durante l'anno, questo è il miglior metodo, diciamo, per un maturando o comunque per un diciottenne che vuole superare bene l'esame di maturità. È proprio uno scalino che ti aiuta ad arrivare a quello che in futuro sarà nel mondo universitario, nel mondo del lavoro, una parte di vita, perché poi in fondo l'esame di maturità è una parte della nostra vita, uno scalino nel nostro percorso per arrivare un qualcuno. Comunque se penso a complessità penso anche a sfide della vita un pochino più pesanti dell'esame di maturità. Penso ad esempio a un ragazzo che comunque deve affrontare la disabilità ogni giorno e in più oltre a questo lui comunque ha scelto di praticare sport ad alto livello per comunque cercare di porsi sfide sempre più alte ed avere comunque motivazione nella vita. E tu hai avuto la possibilità di conoscerlo? Certo, e adesso lo farò conoscere anche a te. Grazie. In generale qual è la tua storia sportiva? Allora, diciamo che va proprio agli inizi, proprio agli albori, diciamola così, quando ancora non ero in sedia a rotelle, in cui ho iniziato prima a praticare calcio, come diciamo la maggior parte di quasi tutti i ragazzini, e subito dopo, poi a 12 anni invece ho iniziato con canottaggio agonistico, per poi passare subito dopo, appunto finendo in sedia, diciamo in seguito a un'operazione, non a un incidente come tanti credono così, e ho avuto diciamo un anno, come dire, sabbatico, mi sono riavvicinato di nuovo al canottaggio e da lì ho iniziato subito diciamo a vedere che comunque ero sempre bravo, e da lì poi sono andato comunque ai mondiali a Poznan e subito dopo ho appunto finito con canottaggio, ho iniziato adesso invece il CrossFit. Quanto è importante all'interno comunque della disabilità lo sport nella tua vita? Ma diciamo che occupa praticamente 3/4 della giornata, quindi l'altro diciamo quarto lo occupo dall'ambito lavorativo. Poi appunto lo sport perché comunque mi tiene in forma, fa scaricare veramente tanto
da stress, nervosismo, anche comunque la sera appunto l'unico pensiero che è cibo e letto, ed è la cosa più semplice del mondo. Quindi lo sport che aiuta a stare meglio con se stessi e con gli altri. Sì. E cosa consiglieresti a magari una persona disabile che non pratica sport per convincerlo ad approcciarsi? Ma io direi che prima di tutto se non fa sport, cioè non so come impegna la propria giornata a parte quello, perché io sono abituato appunto col mio tenore di vita, faccio abbastanza metodico, ma gli allenamenti sono sempre quelli basilari. Se uno volesse provare, comunque sia, credo che sia una delle cose migliori del mondo, perché appunto avvicinarsi a uno sport o anche appunto praticarlo proprio sia a livello comunque amatoriale, anche sportivo, ti fa crescere dentro proprio, ti fa, non so, rendere conto di tante cose, sia appunto come va il mondo, comunque sia appunto tante realtà, e appunto sempre la solita cosa di avvicinarsi tra uno e gli altri per conoscerci meglio, per conoscersi meglio e via. Beh Francesco, comunque parlando sempre di grossi limiti che ci pone davanti alla vita e di complessità, ho in mente un'altra storia che potrebbe fare al caso nostro. Raccontamela. Beh, alcuni ragazzi che aiutano delle persone affette da autismo ad affrontare proprio le prime cose nella vita, cercare di essere autosufficienti nella quotidianità. Hai voglia se andiamo? Andiamo. Aperta parentesi perché è una piccola parentesi della vita di ogni persona che si prende per se stessa, per migliorare, per guadagnare autostima, eccetera. È aperta perché vuole essere proprio aperta a tutti. È un'attività che, come dicevo, è partita già da tanti anni fa e dove appunto facciamo varie attività, tra le quali attività artistiche per lo sviluppo dell'espressività personale. Poi facciamo attività di scrittura e lettura, attività teatrali e cinematografiche. Proprio l'anno scorso abbiamo fatto i nostri Promessi Sposi e quest'anno abbiamo preparato già le riprese per il nuovo film che sarà ispirato alla favola di Peter Pan e ambientata a Seste Levante. Poi faremo delle attività anche sulle autonomie personali, quindi proprio per imparare a vivere da soli. Questo comporta dalle piccole cose, saper cucinare, aver cura di sé, eccetera. E la cosa bella che abbiamo visto in questi anni è proprio la forza del gruppo, proprio come strumento educativo, e abbiamo visto che queste attività l'hanno aiutati molto proprio per aprirsi, per l'accrescimento dell'autostima personale e proprio di socializzazione, stare insieme, si sono proprio creati dei legami di amicizia. Dei problemi di inserimento, però in questo cammino di 20 anni ti ha aiutato? Questo cammino mi ha aiutato tanto, anche loro sono gentili, brave, anche i primi tempi ero un po' rigida, però comunque poi queste attività nuove mi piacciono, mi hanno fatto fare i Promessi Sposi in genovese, mi piace più recitare che fare attività così. Sei passata da una grande timidezza a recitare in un film. Sì. Eravate tra l'altro tutti contenti della nostra visita, avete anche scritto e disegnato qualche cosa. Tu cosa hai scritto? Sono venuti dei ragazzi di Telepace a intervistarci. E qui abbiamo anche un disegno che ha fatto, come ti chiami? Cinzia. Cinzia, ci hai disegnato insomma? Sì. Io chi sono? Chi sono io? Questo. Col microfono? Sì. E questo è Cristian? Sì. Eccolo, bravo. E sempre sulla parola complessità, adesso ti vorrei far conoscere l'esperienza di una ragazza del liceo artistico che ho incontrato durante una manifestazione di street art e stava realizzando un quadro ai miei occhi davvero molto complesso. A me piacciono molto i quadri, potremmo andare? Bene, andiamo a conoscerla.
Sono qua da 6 anni e sono venuta per studiare l'arte. Voglio andare a Milano a fare l'art director perché voglio proprio trasmettere più messaggi e concetti attraverso l'arte e se posso arrivare a Milano mi farebbe piacere. Quanto è complesso realizzare un'opera simile? Alla fine tutto quello che io realizzo è una cosa che in sé magari da fuori sembra complesso, però in realtà sono emozioni che tanti di noi sentiamo. Per esempio io soffro tanto del dubbio, di dubitare le cose che faccio, che mi sa che è una cosa che fa tante persone, è solo che magari lo realizzo nel mio mondo, diciamo. Non è troppo complesso, magari da fuori. E cos'è invece per te una cosa complessa? Magari il simbolismo, io tendo ad usare molto simbolismo nel lavoro, tengo dei segreti nell'uso di illustrazioni con piccoli, come si può dire? Sì, simboli. Con le tue opere richiedono tempo, pazienza, energia. Ecco, questo secondo te non è complesso oggi? Oppure per te comunque rimane qualcosa di semplice? No, allora nella tecnica non è semplice, ma non proprio per il lavoro fatto a mano, ma proprio per la pazienza, ci vuole tanta pazienza. A volte mi metto a fare un'opera piano piano, certe ore, altri giorni magari proprio un giorno intero, dipende. Tu di dove sei? Sono di Sutton, sono nata vicino Londra. Adesso Giacomo è arrivato il momento delle parole di Don Luca al commento al Vangelo sulla parola complessità. Andiamo. Andiamo. Vi ho dato un esempio infatti perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. La complessità oggi sembra essere un'esperienza che più di altri tempi attraversa le nostre vite. La stessa velocità nei nostri ritmi quotidiani, le fatiche nel guardare con speranza al futuro, relazioni che appaiono sempre più fragili. Abbiamo molto nitida la percezione che la realtà nella quale viviamo sia qualcosa di estremamente complesso. E questa complessità spesso ci spaventa, tanto che i diffusi stati di ansia che sembrano ormai dominare in maniera generalizzata sembrano come confermare il disagio legato dall'attraversare stagioni di complessità. Eppure questa dimensione fa parte dell'uomo di tutti i tempi. Anche la stessa vita di Gesù non è stata esente dalla complessità. In che senso allora possiamo cogliere nello stile di Gesù un esempio? Il Signore pronuncia queste parole all'interno di un momento molto difficile. Siamo nel contesto dell'ultima cena, il Signore ha appena lavato i piedi ai Suoi discepoli. Da lì a poco uno dei 12 lo avrebbe tradito, facendo precipitare la situazione in qualcosa di molto complesso. In questo frangente l'esempio che ci viene consegnato è quello del servizio, dell'offerta di sé. La complessità ci fa spesso cadere nel tranello che la vita va trattenuta, va salvaguardata, incentivando così individualismo. Nella complessità il Signore sceglie la strada del dono di sé. Non rinuncia a ciò che restituisce significato alla sua vita, ma attraversando la fatica dà spazio a ciò che la compie. E lo fa perché è consapevole che la sua vita, come la nostra, nella sua complessità, è sempre custodita dalle mani buone del Padre. Abbiamo visto opere d'arte, persone che affrontano la disabilità, molte cose differenti. Direi che è arrivato il momento che ci sia qualcuno che ci dia un po' una sintesi della complessità. È vero. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Don Alberto. Cosa significa per un giovane complessità e quanto è importante? Complessità significa affrontare la realtà sapendo che è poliedrica, un'espressione che usa spesso Papa Francesco per dirci che dobbiamo cercare di cogliere tutti gli aspetti di quello che viviamo, non classificare immediatamente una situazione come o troppo semplice o troppo
difficile, saper cogliere in ogni situazione, in ogni passaggio, il punto di apertura verso un'esperienza profonda per la propria vita, ed è proprio il cercare di andare dentro, il non fermarsi ma il buttarsi nella complessità che ci permette di andare oltre. In alcune situazioni però la complessità è più un fatto mentale che reale. A volte sì, un giovane può fermarsi a una complessità dei propri pensieri o delle proprie paure, dei propri limiti che lui intuisce, che gli sembrano una barriera. Per questo è importante anche avere accanto delle persone che ti aiutano a leggere questa complessità, oppure anche testi, sappiamo i libri, no? A volte ci permettono, o lo studio, esperienze che facciamo insieme ad altri che ci danno uno sguardo nuovo rispetto alla complessità. Ecco, come direbbe sempre Papa Francesco, partire un po' anche dalla periferia della propria esistenza per poter andare al centro e rivedere la complessità della nostra vita come un filo rosso che può giungere finalmente a una destinazione piena di noi stessi. Ma alla fine, secondo te, Giacomo, la complessità è una cosa positiva o negativa? Guarda, la cosa che più mi è rimasta a me è il fatto del ragazzo che, nonostante la disabilità, comunque nella sua vita cerca sempre di porsi sfide sportive sempre più alte e più difficili, proprio come se non gli bastasse la complessità che ha già nella sua vita, ma deve aggiungerne altra per essere sempre motivato a fare meglio. È vero, infatti secondo me le cose più belle, le esperienze più belle sono quelle anche più complesse, perché laddove c'è complessità c'è anche bellezza, perché se non fosse abbastanza complesso non sarebbe la stessa cosa. Beh, se volete continuare il viaggio insieme a noi, ci vediamo alla prossima.